Sardone per RPL. Oggi come commenti questa Piazza Duomo gremita? Siamo qui per dire di no al DDL Zan, ovviamente noi siamo per la libertà tutta, ognuno può amare chi vuole, può svegliarsi la mattina accanto a chi vuole, ma vogliamo restare liberi di poter dire quello che vogliamo. Quindi no a una legge bavaglio, voglio continuare ad essere libera di dire che insomma l'utero in affitto è qualcosa di sbagliato ed aberrante e voglio continuare a poter educare io e i miei figli senza che qualcuno imponga un indottrinamento all'interno delle scuole francamente non richiesto. Grazie mille. Grazie. Per questa dichiarazione, ciao. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera, Spazio Più, professionisti imprenditori uniti su RPL, la tua radio ascoltabile dai vostri applicativi e in digitale terrestre. Nel canale 740 invece pare essere sparito, almeno io e tanti altri ascoltatori assidui non lo prendiamo più. Speriamo presto una spiegazione tecnica a tutto questo, perché gran parte dei nostri ascoltatori ci ascoltano proprio grazie al canale 740 del digitale terrestre. Chi vi parla è Federico, il vostro sparacazzate preferito. Vi lamento la pagina Facebook dei professionisti imprenditori uniti, mettete un bel mi piace così ci aiutate a informarvi e informarci, e a fianco a me che scalpita per parlare il presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti, Mimmo Magnetta. La voce della verità. Invece, ecco. Sì, compagni. Abbiamo, buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. La voce della Russia. Buonasera a tutti quelli che ci amano e anche a quelli che ci odiano, che non sono pochi. Cari proletari di tutto il mondo, invece dall'altra parte del canyon di legno, Roberto Colombo che presta la sua opera tecnica rendendo possibile, incredibile a dirsi, questa trasmissione e tutto l'ambaradan di questa sera. Ok, allora ci sono tantissimi argomenti di cui parlare. Noi questa sera parleremo della cosa più importante per il nostro paese, un paese che no, non quella, ormai non va più di moda e non si può più dire. No? Perché il nostro paese è efficiente, funziona bene, le imprese vanno bene, per avere giustizia. Abbiamo parlato l'altra volta proprio con il consigliere regionale della Lega Max Bastoni di giustizia che non funziona. Ecco, le tasse che sono altissime, bollette, la burocrazia impressionante, il fatto che il nostro paese si impoverisce, invecchia sempre di più. Draghi e il Papa Francesco sono preoccupati che gli italiani non fanno più figli. Giustamente, se uno non arriva a fine mese oppure scappa, perché come ben sapete il nostro paese offre miliardi di opportunità a chiunque ci voglia venire. Quindi, cari amici africani, venite tutti in Italia. L'Italia è un paese meraviglioso dove lavorare è facile, se volete fare un'impresa, comprare casa è tutto facilissimo. Avere giustizia soprattutto è molto facile e molto semplice e i tuoi creditori ti pagano sempre in orario. Oltretutto che è un paese dall'onestà cristallina da Bolzano a Lampedusa. A proposito di Lampedusa... Beh, comunque, di cosa stiamo parlando? Qual è l'argomento della settimana del DDL Zan? Cioè, la legge contro l'omo-trans-lesbo-bifobia. Sì, scrivetevelo. C'è anche la c'è pure un terzo modo. Ma adesso perché faccio anche per l'animalfobia, perché se uno comunque ha certe passioni è giusto che venga, scusami, se uno ci piace andare con le mucche, non è giusto che gli dicono mucchione o cose del genere. Quindi mi auguro che questa legge vada a proteggere anche gli amanti dei bovini maschi e non si può dire maschi e femmine, come posso dire, di una parte e dell'altra. Di tutti i generi, dai. Sì, comunque il partito di Bibbiano, il PD, vuole insegnare a tutti noi e vuole imporre a tutti noi che cos'è la famiglia. Loro che hanno lucrato sui bambini. Certo. Ecco di cosa si parla. E poi, invece, come ben sapete, le cose non vanno bene. Qua siamo al disastro. Addirittura un ministro del lavoro di sinistra, parliamo del ministro Orlando del PD, dice basta blocco dei licenziamenti, togliamolo. Ricordo che 1,5 milioni di lavoratori dipendenti, se venisse tolto il blocco dei licenziamenti, rischiano il posto. E sono 1,5 milioni di persone, visto che in Italia per le donne è ancora più difficile trovare lavoro perché per gli uomini, e per i giovani è ancora più difficile trovare lavoro per chi rispetto a chi ce l'ha già ed è un po' più avanti con l'età.
vuol dire mettere alla fame 1,5 milioni di famiglie. Certo che questo Orlando è proprio un piddino confuso, perché è stata la giustizia e anche là non si sapeva che cosa faceva o che cosa ha fatto. Adesso il ministro del lavoro dice queste cose, cioè, mi viene in mente quello che io chiesi a Matteo Orfini durante la trattativa per far rispedire indietro all'Unione Europea la Bolkestein, quando appunto andai in Sant'Andrea della Valle. Sì, della Valle, delle frate, che ignoranza. Insomma, Mimmo, pensate che Mimmo Magnetta è entrato nella sede del PD, del partito di Bibbiano. E ci ho fatto anche la foto. E addirittura è riuscito pure ad uscire. E appena uscito scrisse la famosa frase: quindi uscimmo a rivedere le stelle. No, veramente io chiesi appunto a Matteo Orfini, che all'epoca era il presidente del PD, dico, ma una cosa di sinistra, ma quando cacchio la dici più? Ecco, l'ha detto anche lui con la canna in mano, come il buon, come si chiamava il regista? Nanni Moretti. Comunque, cari amici a casa, sturatevi le orecchie, siccome siamo una trasmissione in diretta da via Carlo Bellerio 41, oggi è martedì 18 maggio 2021, sono le 18:41 spaccate, altro che Svizzera, e vi rammentiamo il numero della diretta, lo 0266203529, ripeto per i più lenti, lo 0266203529. Era una trasmissione senza peli sulla lingua, quindi scatenati i vostri più profondi istinti di italiani incazzati, italiani, senegalesi, colombiani, somali, eritrei, etiopi, da qualsiasi parte, dalle Alpi all'Oceano Indiano. Tanto in Italia ne abbiamo di tutte le specie, perciò chiamateci, perché noi siamo qua, vi diamo parola senza filtri e né censura, come si usava a dire a Radio Radicale, giusto? Noi veramente anche qua su RPL, la tua radio. Anche noi. Tra l'altro ne approfitto per salutare il PU Fan Club di Taiwan. Sì, a Taiwan abbiamo non so come capiscono quello che noi diciamo, perché quelle sono cinesi, però ce l'abbiamo anche in Thailandia. Ho scoperto che ce l'abbiamo anche a New York, cioè io ieri appunto ho ricevuto una chiamata da un amico che dice che ogni tanto ci ascolta. Pensate che sfigati, cioè questi potrebbero fare chissà che cosa. Ci sono uomini e donne che rimpiangono di non poter andare più in Thailandia a farsi le ferie e ci ascoltano. No, a parte gli scherzi, vi amiamo da ovunque luogo dell'orbe terraqueo abbiate l'onore di ascoltarci. Purtroppo non più replica, questa è una decisione molto obiettabile della direzione, però tuttavia da quando abbiamo perso il nostro condottiero, colui che illumina Alessandro Morelli, perché è andato a fare il sottosegretario ai trasporti, la direzione è quello che è, quindi no, scherzo Giulio, ti amo. Ora sarebbe da mettere il jingle, che bel direttore, è un bel direttore, però questo il buon Roberto non lo farà mai e quindi l'ho fatto io. Ecco. Vabbè, comunque qua chiacchierando, sparando cazzate come il mio solito. Sabato sera a casa mia. Tutti! È un bel direttore! È un bel direttore! Ragazzi, era da 2 anni che sognavo di metterlo sto jingle. Grazie Roberto. Senza nulla togliere ad Alessandro Morelli, che mi fa piangere il cuore. Io lo rivorrei qua. Ci volevo bene ad Alessandro Morelli, mi mancano i suoi cazziatoni. Lascialo stare lì dove sta, che appunto è più utile adesso, insomma. Sì, perché la vera vergogna di cui tornavamo, abbiamo un paese che è allo sbando, che Draghi ne dica. Abbiamo davvero una tragedia sociale, umana, posti di lavoro persi, impoverimento, abbiamo un sud che è ormai fuori controllo, lo Stato che non funziona, la giustizia che non c'è, la sicurezza che non c'è, sbarchi a non finire. Davvero un disastro, da qualsiasi parte tu ti giri. Il paese peggiora, affonda, abbiamo sindaci incapaci come Sala, come la Raggi, come De Magistris, come l'Appendino, solo per citarne alcuni, che mal governano. È quello che io penso da umile plebeo. No, non hai usato la par condicio, perché hai usato 3 sindaci dei 5 Stelle e uno appunto del PD.
No, bisogna citarne qualcuno. Magistris non è del PD, è della sì, sinistra socialista popolare. Vabbè, insomma, però appunto ci vabbè, stanno ora anche uno altri. sì, c'è il buon Orlando a Palermo è invasa dai rifiuti, pensate un po', comunque è un bravo sindaco, diamo un abbraccio a Orlando che lui sa come si deve fare, come si amministra. Detto ciò, torniamo al discorso di partenza. Il vero problema del paese sembra il DDL Zan. È qua che io contesto la cosa, perché io penso che se la Lega è al governo debba essere la Lega a imporre l'agenda, perché se noi facciamo imporre l'agenda al PD, questi sono i risultati. Sappiate che a loro non gliene frega niente che voi perdiate i posti di lavoro, come dice il compagno ministro Orlando. Sblocchiamo i licenziamenti, tanto io sto seduto sulla poltrona di ministro del lavoro, ho anche lo stipendio da onorevole, sai quanto me ne frega della gente che va a casa. Licenziamo tutti, è una cosa molto comunista, io spero che licenzino davvero tutti. Non lo posso citare lui, l'uomo coi capelli bianchi, perché tanto vorrei dare la solidarietà ai giornalisti che sono stati perquisiti a casa per aver fatto alcune dichiarazioni su Mattarella. Ecco, questo vi fa capire lo stato della democrazia in Italia. Siamo arrivati a questo punto. Non puoi più criticare, non si può più dire nulla di nulla. Quindi lunga vita a Mattarella, almeno posso dire. Vorrei dire come Putin con Biden, spero che il buon Dio lo conservi. E poi sapete come è andata a finire, non lo dico perché non vorrei avere i GIS domani in casa, o il reparto operazioni speciali dei carabinieri che sfonda la porta. Quelli fanno il loro mestiere, gli hanno ordinato, la magistratura gli ordina le cose, sì, perché abbiamo una giustizia funzionante in Italia. Noi abbiamo una giustizia molto funzionante, tant'è che appunto dal caso Palamara è venuto fuori come funziona bene, come se la spartiscono bene, insomma. Ma anche con il nostro capitano Matteo Salvini è decisamente efficiente. Sì. Anche i processi sono molto rapidi, quindi voglio ringraziare i magistrati, soprattutto quelli di Catania, perché hanno dimostrato di aver Spina dorsale, aver fatto un ottimo lavoro, e ringrazio già in anticipo i magistrati di Palermo. Chissà se sapete un po' che Palermo-Catania c'è una, come posso dire, c'è un'accesa rivalità. Non è che magari nel capoluogo siciliano le cose cambino rispetto al capoluogo etneo. Qua solo il tempo lo scopriremo solo vivendo. Quindi cosa ci auguriamo noi? Che la Lega riesca a imporre un'agenda, perché altrimenti giustamente che ci stiamo a fare al governo? Questo sembra il governo quater, quinques. Però perdonami un attimo, ti devo fare un appunto. Tu hai fatto come al solito una presentazione splendente, però ecco, hai toppato, hai mancato, non hai fatto riferimento a quello appunto a cui tutti quanti hanno fatto riferimento stamattina. Ragazzi, sì, voglio dare una notizia bomba. L'UFO che volava sopra la nave della Marina degli Stati Uniti a largo della California è vero, lo dice la NASA. Grazie Mimo per avermelo detto, questa è la notizia vera di oggi. Io invece mi riferivo al maestro che ci ha lasciato. Tu non sai che è morto, appunto. Non sai chi è morto oggi? No, chi è morto? Franco Battiato è morto. Battiato? Battiato ci ha lasciato. Mazzarola. Allora, visto che hai parlato della Sicilia, di Catania, pure lui era catanese. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Evidentemente tu devi lavorare in un posto molto tetro, molto chiuso, molto... No, non sapevo che il maestro è morto e... ecco, insomma, appunto, a me mi è venuto in mente questo, in effetti anche noi ci associamo al dolore, al cordoglio per la scomparsa di questo maestro. Della colonna sonora dell'Italia anni '80, lo posso dire, l'uomo che ha diffuso la musica disco pop, perché alla fine lui è stato un discotecaro d'antan, e quindi davvero addio maestro Battiato, anche se politicamente la pensavi molto diversamente, non abbiamo la puzza sotto al naso, noi valutiamo l'artista e non il politico, e in questo caso Battiato è stato un artista con la A maiuscola, e che il buon Dio lo conservi, spero che sia lassù e che il buon Dio gli abbia dato la console del paradiso, ecco, te la meriti tutta. Non so più come faceva di nome. Franco, sì, sono un povero ignorante, ammetto, sono nato nell'89, ho perso qualche salto, tuttavia, comunque stavamo tornando all'attualità. Sì, a quello che sarà il disastro che accadrà. No, il disastro in cui viviamo, perché il paese è davvero in marcio e ci vengono a offrire il piano verde, il Green New Deal. Io ultimamente nei giri che sto facendo, come al solito, voi sapete che io sono molto mobile,
giro parecchio Milano, la provincia. E... Mimmo è milanocentrico, cioè al di fuori di Milano non esiste il mondo. No, beh, vabbè, Sapete che la sera gira intorno alla tangenziale di Milano tutto fino alle finché una fino alle colonna 22 prima, no, finché fino una alle colonna 23. di carabinieri si forma per inseguirlo, pensate un po', perché ha violato il coprifuoco. Io comunque sto raccogliendo diversi lamenti di gente che dice: ma insomma, è possibile che noi non facciamo niente, noi non diciamo niente? Guarda i nostri cugini francesi che appena gli propongono qualche cosa di storto si incazzano, si mettono in giro e cominciano a combinare disastri. Ripeto, noi abbiamo un ministro del lavoro del PD che appunto prega che venga dato il via per i licenziamenti, perciò per la distruzione di quel poco di lavoratori che abbiamo, e non diciamo niente. Io veramente mi vergogno di appartenere alla razza umana italica, perché una volta in Italia, quando accadevano certe cose, c'erano insomma delle Ma comunque questa qua è reazioni. una delle conseguenze dell'automizzazione della società, no? È anche una delle conseguenze dell'eventuale approvazione della legge Zan. La vera priorità del partito di Bibbiano, qual è? Quella di approvare una legge che ci renda ancora più soli, che polverizzi, che distrugga proprio il concetto di famiglia. Allora, se addirittura l'associazione di base, possiamo dire, tra umani, che è la famiglia, scompare, è ovvio che ognuno pensa solo ai cavoli suoi. Diventiamo tanti piccoli dittatori uno contro l'altro, ma a quanto pare abbiamo sfrugugliato la vostra curiosità e abbiamo 2 chiamate, quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Allora, una ce la siamo già, mi dispiace evidentemente, ci ha ripensato e ha fatto bene, ma ne abbiamo ancora l'altro, quindi buonasera, chi è e da dove chiama? Sì, buonasera, sono Roberto, chiamo dalle Canarie. Ciao. Prego Roberto, Ciao Roberto. Volevo un parere da Mimmo, visto che lui si intende dei mercati e visto che io praticamente sono nato in Piazza Allagosta. Cosa ne pensa Anche della io nostra sono cresciuto in piazza Via Garigliano, esattamente. A Milano ovviamente, Ecco. cari amici che ci ascoltate in Somalia. Sì, No, sì, ormai. no, perché noi abbiamo il PU Fan Club di Taiwan e giustamente... No, scusa, mio papà aveva un negozio di via Volturno e mia zia l'aveva in Piazza Allagosta, Ok. di fianco al Ferramenta. La cartoleria che c'era di fianco al Ferramenta, adesso il Ferramenta non c'è più e buonanotte. No, volevo sapere cosa ne pensa della nuova sistemazione di Piazzale Architro e di Piazzale Migniti, perché ho visto delle foto sul giornale, sul Corriere di Milano, ci ho detto ma che cazzata hanno fatto? Non lo so, poi non lo so, adesso io ormai sono 7-8 anni che non sono più in Italia, quindi volevo sapere cosa ne pensavi della sistemazione dei piazzali. Ciao. Prego Roberto. Ora Mimmo risponde, comunque questo è l'ultimo successo del sindaco di Milano, il PD Verde Sala. È la cosa vergognosa, però qua mi tolgo io un gran sasso da destra, perché il centrodestra ancora non ha individuato un candidato sindaco. Più passa il tempo, più Sala rischia di rivincere. Io penso che Milano e i milanesi non si possono permettere un altro mandato di un soggetto che amministra Milano in questa maniera qua. Poi milanesi, quando ci scarcereranno da questo incubo chiamato Covid, io ho i miei dubbi che avverrà mai questo giorno, ma qualora per sbaglio avverrà il giorno che saremo liberi, troveranno una città disastrata da tutti i punti di vista, una città che combatte gli italiani. Allora ne approfitto anche per dare la solidarietà a tutte le famiglie italiane del Giambellino che vengono sfrattate e al loro posto vengono messe famiglie extracomunitarie, evidentemente con amicizia di qualche servizio sociale agli ordini della sinistra fucsia, come dice il buon filosofo marxista Fusaro. Ci tengo, ragazzi del Giambellino, un forte abbraccio a tutti. Allora, per rispondere invece al nostro amico che ci chiama sempre dalle Canarie, beata te che stai alle Canarie, mannaggia quanto ti invidio, quanto vorrei essere lì con te. In pratica il sindaco Sala ha combinato un altro disastro, insomma fa conto che Milano è stata stravolta con tutte le piste ciclabili, con i parcheggi in mezzo alla carreggiata, con le colate di cemento varie che il sindaco Sala... Praticamente il sindaco Sala, insomma, ha piazzato in quello che è una zona in cui si svolgono 2 mercati settimanali, il martedì e il sabato, ha piazzato panchine, ha messo paletti, ha creato tutta una serie di complicazioni a quelli che sono gli operatori ambulanti che appunto fanno i mercati sia del martedì che del sabato. Ha ben pensato di mettere al centro della piazza, di Piazza Migniti,
ha creato tutto un affresco sull'asfalto, e perché appunto in quella maniera pensa appunto di poter rendere giustizia alla piazza, che invece il martedì e il sabato vede praticamente collocati tutti i pescivendoli, no? E tanto per aiutare i venditori di pesce che il martedì e il sabato appunto esercitano in piazza Minniti, ha progettato di metterci anche una casetta delle acque. Praticamente vuole Ma fare... questo lo farà anche in stazione centrale, spero, perché giustamente con tutti gli spacciatori che ci sono, hanno a diritto quelli bere viene anche sete. loro, certo. Poi un affresco, così almeno quando vai a comare un po' di bamba, un po' di roba, almeno capito, sei più gioioso quando pippi e ti vedi un bel affresco. Io mi ricordo che quando ero piccolo lì in piazza Minniti appunto c'erano i pescivendoli, ripeto, il mercato di Piazza Lagosta di Milano esiste da più di 100 anni. Arrivavano la mattina all'alba gli operai dell'AMSA e piazzavano la fontana, quella che piazzavano una specie di accrocchio da un tombino, insomma, e da lì in pratica i pescivendoli attingevano l'acqua, no? Ecco, ora Sala, per fargli un favore, ha pensato bene di fare questa casetta dell'acqua proprio in mezzo a quello che sono i banchi dei pescivendoli. Beh, un genio, così può fare il pesce frizzante, perché la casetta dell'acqua c'è anche l'acqua liscia, però c'è anche vabbè, ma vuoi mettere il pesce frizzante, che poi è una specialità, e poi fa molto di DDL Zan il pesce frizzante. E comunque appunto in pratica, non contento di tutti i vari stravolgimenti che ha provocato, perché comunque ha bloccato, ha creato sensi unici, percorsi obbligati e cose varie, ora ci ha fatto appunto questo bel dipinto proprio sulla piazzetta Minniti, dove una volta appunto oltre che ai 3-4 pescivendoli che c'era anche un'edicola. Ha creato sta roba, e ora appunto per cercare di dare una mano agli operatori ambulanti del settore pesce, appunto abbiamo pensato di mettere questa bella casetta. Il problema è che il sindaco Sala viene sempre, ogni volta viene sempre aiutato in queste decisioni anche da gente che vive nel quartiere. C'è una ex... prenderà un sacco di voti là, spero. Sì, perché in effetti è vero, comunque la sinistra ha sempre dato la gente più... tra l'altro oggi, ragazzi, economicamente più voti a sinistra. Carissimi amici, oggi sono 10 anni esatti di governo PD di Milano. E pensate che il PD ha fatto un sacco di banchetti in tutta la città per chiedere ai milanesi che città vogliono. Gli avrà voluto rispondere una città senza il sindaco Sala. Questo è poco ma sicuro, visto che il sindaco Sala ha dichiarato più volte che vuole fare Milano, il suo vice sindaco Granelli ha dichiarato che vuole fare Milano la capitale italiana dei rifugiati, europea dei rifugiati, e invece il sindaco Sala ha detto vorrei fare di Milano una città a misura di cane. Sì, questi sono gli obiettivi politici di chi ci governa a Milano e di chi ci governa anche a Roma, purtroppo, perché rammento a tutti che pure il PD, avendo una rarefatta rappresentanza parlamentare a 3 ministri, ha un enorme ascendente sul premier Mario Draghi, che si dice venga dalla corrente sinistra della Democrazia Cristiana. Ecco, quindi vi lascio immaginare come, dove, cosa, come pensano gli amici del Partito Democratico. Io avrei voluto pensare un po' una Milano a misura d'uomo, di bambino. E il mio sogno invece Milano è qualcosa di mostruoso. Come mostruoso è diventato vivere in Italia, perché l'unica cosa che ha in mente, ha in testa, è come scappare, cioè come si esce. Sarebbe bello che, non so se avete mai visto un meraviglioso film di Jim Carrey, dove lui viene ripreso in continuazione, non mi ricordo più il titolo, e lui si accorge di essere al centro di questo enorme reality che vede come protagonista lui, la sua contemporaneità, e alla fine lui cerca di scappare da tutto questo, si mette in una barca e arriva a un muro in mezzo al mare dove c'è scritto Exit. The Truman Show, così si chiama questo film, The Truman Show. Grazie Roberto che stava cercando al computer per me, pensate, per noi, guardatelo questo film, The Truman Show, perché è un po' il nostro... Beh, comunque in quel film c'era scritto Exit, cioè come si esce da questo disastro. Ebbene ragazzi, dal disastro Italia sembra che non ci sia uscita. No, siamo precipitati in un incubo, perché qua dove ti giri ci sono appunto situazioni veramente da incubo. E io veramente non vedo luce.
Allora, abbiamo una chiamata, però abbiamo anche la pausa, quindi invito l'ascoltatore a stringere i denti, aspettare 45-50 secondi di pausa, ritorniamo subito. Chi cambia canale è amico di Sala. Pubblicità. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Due per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2 per 1000 al codice D43, D43, D43 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Rieccoci, Spazio più, professionisti imprenditori uniti su RPL, la tua radio. Passiamo subito il valorosissimo ascoltatore, quindi buonasera, chi è, da dove chiama? Buonasera, sono Gianni, chiamo da Monza. Ciao. Prego. Gianni. Allora, il film si chiama The Truman Show, Sì. quello che ha detto prima. Comunque chiamo non per questo, chiamo per un altro motivo. Io spero che il centrodestra non faccia lo stesso errore che fece 5 anni fa quando candidarono Parisi, una meteora praticamente, è stato, non si è più sentito parlare, solo perché è spinto da Forza Italia. Perché se anche questa volta dovessimo soddisfare le volontà di Forza Italia, il detto dice: chi è causa del suo mal pianga se stesso. Ciao. Assolutamente, grazie. Ed è un po' quello che volevo dire, ma mi sfuggiva. E non possiamo candidare la brutta copia di Sala. Se Sala è un tecnocrate oscuro che viene dai palazzi dell'alta finanza, dai palazzi delle lobby, ecco, non possiamo candidare la sua copia. Un tecnocrate, un personaggio oscuro, perché la gente vota l'originale. Quindi io vorrei una forte scelta politica, ho un nome in mente che mi balla, faccio outing, lo dico, io vorrei Senna, il buon Senna, candidato sindaco di Milano per la Lega, perché è un imprenditore, una persona che viene dal mondo del lavoro, sa come si fa, sa cosa significa la burocrazia, le tasse, la croce, stare chiuso per il coronavirus, davvero. Però è anche un uomo in gamba che nelle istituzioni ci ha sempre aiutato, è sempre stato a fianco a noi. Qualcuno, vabbè, anche nella Lega ci sono i derby interni, ma lasciamo stare. Tra l'altro voglio salutare un caro amico che ci ascolta sempre, Vito Piccolo, Vitaliano, che è anche consigliere di municipio zona San Siro, ecco, non so di preciso il municipio qual è, comunque un forte abbraccio, Zona 6. Un valoroso rappresentante della Lega Zona 6. Ecco, dicevo, secondo me il centrodestra deve candidare qualcuno di forte connotazione politica, ma una persona capace, e non l'ennesimo tecnocrate che risponde ai poteri forti, a qualche, capito? E che non conosce, che non tasta qual è la condizione vera del paese, di questa città. La condizione è molto grave. Milano non è più la Milano da bere di una volta. Assolutamente, le cose cambiano. Ma se la bevi in Milano ti ci avveleni, insomma, è come se bevi un bicchiere di ammoniaca, e non è il caso. Assolutamente. Rammento il numero della diretta, lo 0266203529. Però credo anche che a Roma, tutte le città meriterebbero un sindaco, ma come credo che l'Italia meriterebbe il governo, un governo serio della nazione.
e non questa cozzaia che va avanti e che segue purtroppo l'agenda del PD. Poi purtroppo vediamo che la Lega scivola nei sondaggi. A me dispiace dire queste cose in una radio che ha sede vicino alla sede federale della Lega, però tuttavia se ci si fa imporre l'agenda dal PD, queste sono le conseguenze. Io credo che la Lega non si può permettere di farsi imporre l'agenda, perché in un governo che a me è piaciuto tanto, il governo giallo-verde, la Lega, pur avendo numeri molto più esegui rispetto al Movimento 5 Stelle, imponeva l'agenda di governo. Poi si è dovuto uscire perché comunque con l'inezia dei 5 Stelle non si andava da nessuna parte, era sempre no e no e no. Tuttavia io ho un bellissimo ricordo del governo giallo-verde e io credo che la Lega debba fare lo stesso, e non c'è bisogno di avere la poltrona per farlo. No, non c'è bisogno, tocca solamente appunto prendere, essere decisi ed essere anche appunto determinanti in questo, e comunque lo siamo. Anche perché Enrico Letta lo dimostra. Enrico Letta, senza avere una poltrona istituzionale, di fatto detta l'agenda politica del governo, e l'agenda di Enrico Letta è DDL Zan, è Ius Soli, è eutanasia. Io penso che, per carità, sono tutti temi meravigliosi, arcobaleno, viva, vi tutti, anch'io che vi parlo, al di là del vostro orientamento. So che c'è anche l'Archigay Fan Club più l'Archigay Fan Club, che vi amo. Noi siamo molto amati, assolutamente, anche perché appunto come più ci siamo sempre dati da fare per la gente, per le persone di qualsiasi orientamento sessuale. Sì. Pensate un po', noi non abbiamo puzza sotto il naso o peli sulla lingua, di qualsiasi ceto sociale, anzi noi siamo più dalla parte, ci diamo più da fare appunto proprio per gli ultimi, perché appunto dal nostro spazio più abbiamo parlato tante volte per esempio di famiglie distrutte dai servizi sociali, perché in Italia, a Milano in particolar modo, e non solo comunque a Milano, perché tu hai citato più volte Bibbiano, quando una famiglia italiana Reggio Emilia, ha dei problemi e che si rivolge ai servizi sociali, la volta buona che arrivano, gli portano via figli, finiscono di distruggere la famiglia. Se una famiglia ha una complicazione, fanno proprio morire. E nel frattempo alcune cooperative vicine al partito di Bibbiano, il PD, lucrano. Perché anche questa qua è una cosa vecchia di qualche anno e mezzo fa. Pensate che c'era un certo leader di 5 Stelle, Di Maio, che disse mai col partito di Bibbiano. Se ne dicono tante, se ne dicono. No, vabbè, io purtroppo dicono che gli italiani non hanno memoria. E a me piace ricordare, invece purtroppo una memoria d'elefante. Si vede che forse è una cosa anche legata alle mie dimensioni, alla mia proboscide. No, da scherzo, a parte gli scherzi. Però io ho un'ottima memoria e mi ricordo benissimo quello che diceva Di Maio e i signori dei 5 Stelle. Invece ora, a quanto pare, stanno facendo questa... Comunque a Milano ci sono un sacco di cose da sistemare, ripeto, perché a breve... Ma in Italia in generale, perché poi Milano è la capitale economica e morale di un paese che è in ginocchio. Certo. Però dato che Milano è sempre fatto da traino per certi risultati, insomma per certe soluzioni, se questa soluzione appunto riuscirà a ripartire da Milano, penso che sarà una buona cosa, perché comunque a noi non ci manca lo sprint, non ci mancano la capacità, non ci manca la determinazione. Tu prima hai citato il nome appunto di quello che dovrebbe essere il nuovo candidato sindaco. Mi associo anch'io, Gianmarco Senna sarebbe secondo me il candidato ideale, anche se so che questa cosa potrebbe provocare... Lo stiamo bruciando, in verità l'hanno già chiuso nello sgabuzzino. Lui appunto è una persona capace, è una persona che quando prende a cuore le situazioni, le prende, le porta avanti e le risolve. Poi anche giovane, come dice Albertini, non può amministrare Milano a 75 anni. Certo. Quello ha ragione, cioè Milano è una città complessa, ma come anche in tutta Italia sarebbe bello avere anche un Presidente della Repubblica giovane e non una persona di 85 anni, perché quando va a firmare le leggi sarebbe bello che il Presidente della Repubblica, prima di promulgarle, per astratto e non di Mattarella, care procure, cari amici, per astratto, sarebbe che il Presidente della Repubblica facesse un'attenta e approfondita analisi, quantomeno per vedere se le leggi, i decreti abbiano un senso compiuto. Perché io vi invito, cari amici a casa, perché questo è uno dei problemi enormi della nazione, è il legiferare. Però fanno leggi che sono incomprensibili. Non è esatto quello che tu dici. Noi in Italia invece, alla faccia di quella che è la Costituzione, alla faccia di quelle che sono appunto le
prerogative del Presidente della Repubblica. Noi siamo rimasti prigionieri di un certo sistema grazie appunto a un Presidente, e ora voi direte sarebbe il solito Giorgio Napolitano. No, prima di Giorgio Napolitano c'è stato Oscar Luigi Scalfaro. Cioè noi siamo condizionati veramente, la politica italiana, il sistema politico italiano è condizionato da quello che certi Presidenti della Repubblica hanno fatto, fanno e che ahimè continueranno a fare, perché noi veramente noi ci ritroviamo, tu hai parlato prima del PD che governa da 10 anni, ma noi abbiamo l'unica nazione in cui abbiamo il governo gestito, condotto da gente che non ha vinto le elezioni. Sì, da una quindicina d'anni all'incirca. Appunto, il colpo di teatro, il colpo proprio da maestro l'ha condotto appunto Giorgio Napolitano, che dalla sera alla mattina ha nominato senatore a vita Monti, che poi ha cominciato questo disastro che prosegue ancora oggi. E io non so cosa ci voglia per poter smettere questa catena, insomma, perché la paura mia è quella che finito Mattarella ne troveranno sicuramente un altro. Si parla di riconfermare Mattarella, cioè questo è in mente almeno a Letta, agli amici del PD. Un'altra delle priorità, oltre al DDL Zan, all'eutanasia e allo Ius Soli, è proprio quello di confermare Sergio Mattarella al Quirinale. Vabbè, tanto per dire, comunque sicuramente ci riusciranno, perché appunto con questa, mi sembra che questa storia, queste riaperture che sono state con queste limitazioni al coprifuoco, alla fine ci faranno stare contenti per un paio di mesi, così che appunto le Camere non si potranno più sciogliere, per cui ci cuccheremo il Mattarella 1, il Mattarella bis, Tris, e se Tris è qualcosa di inumano. Metti che Iglander, metti che uno che non finisce mai, che ne sai. Io non mi stupisco più di niente, insomma. Lunga vita, assolutamente, gli faremo fare gli auguri da Putin, così gli allunghiamo sicuramente la vita. Siamo veramente in una situazione disastrosa. Tu hai parlato prima di Orlando e del discorso dei licenziamenti che chiede lo sblocco, la possibilità appunto di ritornare a licenziare. Io mi rifaccio a una signora che ha chiamato la trasmissione di Rai 3, quella che fanno la mattina, e questa signora apparteneva appunto alla folta schiera dei proprietari di abitazioni, quelli che campano appunto con gli affitti che danno. Ecco, un'altra cosa che ancora non viene sbloccata è quella appunto degli sfratti. C'è il blocco degli sfratti e ci sono migliaia e migliaia di persone che campano appunto grazie a quella rendita prodotta dall'affitto che loro si sono comprati col loro lavoro. Ecco, ci sono anche gli sfratti bloccati che producono un danno e di cui nessuno ne parla. Quello è anche un altro settore, insomma, ripeto, io mentre venivamo qua con Federico in macchina partecipavamo a una videoconferenza, insomma, dove si parlava appunto di alcune misure che dovrebbero essere applicate nei confronti dei venditori ambulanti che vendono generi alimentari, che appunto godranno di alcuni vantaggi che i vari decreti hanno stabilito, pur avendo invece lavorato, anzi e guadagnato ancora di più. Ripeto, in Italia c'è sempre molta disattenzione nei confronti di categorie svantaggiate che stanno veramente soffrendo. Noi per esempio abbiamo tante attività della ristorazione che sono, a causa delle chiusure che hanno dovuto subire, praticamente è una cosa stabilita che appunto la maggior parte su tre attività di ristorazione 2 non ne riapriranno. Noi abbiamo la povertà che sta aumentando, la disoccupazione che sta aumentando veramente in una maniera proprio paurosa, e qua appunto si continua sempre solamente a parlare di decreto Zan. È un po' come quando dall'inizio, dal marzo passato, insomma, più che quando tu accendi la radio, la televisione, più che parlare di Covid non si fa, mentre invece nessuno che appunto prende e segue quelle che sono le problematiche della gente. Restiamo reali, non cazzeggiamo, come diceva un altro meraviglioso film, Ali G con Baron Sunshine Cohen, che parla un po' della storia di un reppettaro della periferia di Londra che fa un confronto con un deputato e lo vince e risulta eletto alle elezioni supplettive della Camera dei rappresentanti britannica, e lui rivoluziona il modo di fare politica dicendo semplicemente keep it real, cioè non cazzeggiamo.
Qua invece abbiamo persone che hanno perso completamente il contatto con la realtà e hanno un'agenda politica che forse può andare bene su Marte, però in un paese che soffre come il nostro, che ha bisogno di riforme impellenti, e invece questi signori sono legati a doppio filo con correnti della magistratura, con cooperative, lobby, le peggiori lobby francesi, addirittura non ne parliamo, dicono sempre no, no e no. E poi Letta giustamente dice: beh, Salvini fuori dal governo, decido io quello che bisogna fare. Questo io credo che non si possa permettere. Se c'è qualcuno che forse deve uscire dal governo è proprio il PD di Enrico Letta, visto che comunque la differenza tra loro e un sasso non la vedo, anzi il sasso almeno se è fermo danni non ne fa, il PD invece danni ne combina in continuazione, tanto vale andare a casa. Io non so come andrà a finire, fatto sta che il paese soffre, la tensione sale anche se siamo quasi all'estate, anche se ci dicono, ci indorano la pillola, che bello il vaccino, fa caldo, andiamo al mare, i problemi restano, sono sempre più seri e sempre più gravi. Tuttavia passiamo all'ascoltatore in linea. Buonasera, chi è, dove chiama? Sì, buonasera, sono Alessandro da Bologna. Prego Alessandro. Allora, non si parla chiaramente delle cose davvero importanti, ma si parla di tutt'altro in questo paese. E quindi se non invertiamo questa tendenza non abbiamo scampo, cioè non si parla, si è parlato pochissimo di quello schifo che è stato Equitalia fino a poco tempo fa, per cui una persona doveva, che ne so, versare l'IRPEF per 8.000 euro, non ce l'aveva perché non sempre le cose vanno bene e non lo versava, e dopo 10 mesi gli arrivava da versare non 8.000 ma 8.000 più il 40%, quindi non avevo 8.000 da versarti, te ne posso versare 14.000, e poi a quel punto addirittura per quelli che sono stati anche i commercianti, gli ambulanti, gli agenti di commercio, il fermo dei mezzi, e quindi Equitalia che metteva il fermo dei mezzi, il mezzo che non poteva più essere utilizzato per l'attività di commercio. E quindi non solo mi chiedi di pagarti di più di tasse di quello che avrei dovuto pagare che non sono riuscito a pagare, mi imponi anche di non poter utilizzare il mezzo che mi dà la possibilità di avere un reddito. Ecco, a me sembra davvero un mondo capovolto sottosopra, senza una logica se non quella di dare addosso ai commercianti, ai liberi professionisti e ai piccoli imprenditori. Se non riusciamo a invertire questa logica non c'è scampo, perché in una situazione oltretutto come questa non ci può essere scampo, ma non c'era scampo nemmeno prima, perché chi produce davvero sono gli autonomi, sono gli imprenditori, non sono quelli che il 27 di ogni mese hanno, che abbiano prodotto oppure no, lo stipendio. Quindi dobbiamo cercare di invertire questa logica che è assolutamente assurda. Io vi ringrazio per l'ospitalità e vi ascolto per radio. Grazie davvero, e in effetti sono tante le cose che bisogna fare, compresa la riforma fiscale, assolutamente. Un paese non può vivere di pensione e di rendita. Cioè, questo è il paese del PD, del Movimento 5 Stelle, chi ha la rendita, chi ha la pensione, chi ha la cooperativa. No, non sono loro che lo mandano avanti, è la gente che lavora, e quindi va tassato di meno il lavoro. Abbiamo una prova che il regime forfettario che ha istituito la Lega durante il governo giallo-verde è stato un successo, il gettito è aumentato enormemente, quindi la Lega non deve avere la sudditanza psicologica di proporre una flat tax o comunque una riforma fiscale seria. Altrimenti, se il PD non te la fa fare, io la soluzione ce l'ho: prendi e te ne esci dal governo. O il PD o noi. Io penso questo umilmente, lo so che ma non si può, anche noi dobbiamo stare influenzare. Tuttavia, se è un governo monocolore, questi qua del PD fanno quello che vogliono e noi dobbiamo ingoiare, io parlo di paese produttivo, quello che decidono 4 signori che sono gli stessi del Monte Paschi di Siena, di tutti gli scandali di questo paese, quelli che lasciano le voragini, distruggono gli enti locali, fanno i guai al governo, sono sempre loro, quelli di Bibbiano, ripeto, quelli di Bibbiano. Ecco, allora il paese ha bisogno di tante cose, tra cui la pubblica amministrazione che è un disastro. Equitalia è perché? Ma ci pensa Brunetta. Ora ci pensa Brunetta, no?
Ma io credo che Brunetta, anche se avesse 20 anni a disposizione, non ce la farebbe mai, perché poi ci sono sempre i sindacati amici del PD là dentro, perché la pubblica amministrazione in Italia vuol dire ammortizzatore sociale. Le persone che a cui non si può dare il reddito di cittadinanza o l'invalidità, come avviene in alcune zone, si assumono nella pubblica amministrazione. E penso che chiunque di voi abbia a che fare con le pubbliche amministrazioni, mi dispiace dirlo, venga a contatto con soggetti che sono fuori dalla realtà, persone che non sanno nemmeno che cosa sia la rivoluzione industriale, perché non hanno mai vissuto una rivoluzione industriale in vita loro. E mi fermo qua, perché poi altro che DDL Zan, la finanza rischia di sfondare la porta blindata di via Carlo Bellero 41 e portarmi direttamente a San Vittore. L'agricoltura. Pensate, si dice che a breve il cibo di tutto il mondo non basterà più per sfamarci. Cosa fanno le altre nazioni? Si vanno a accaparrare terreni, aumentano la produttività dei terreni, nuove tecniche, aiutano la loro agricoltura, perché pensate un po', ci vogliono finanziamenti. Ci vuole uno Stato che faccia prestiti, che aiuta. Invece cosa succede in Italia? Gli agricoltori si impiccano e si sparano perché sono schiacciati dai debiti, c'è una fuga dalla terra. Non è vero quello che dicono, no, i giovani stanno tornando alla terra, falso. La superficie boschiva è triplicata. Si abbandonano i terreni montani, abbiamo le zone interne, la montagna che è completamente spopolata e abbandonata, e questo provoca una serie di danni non solo a livello di produzione agricola ma anche di dissesto idrogeologico. Se tu abbandoni il territorio, non è che il territorio non esiste più, ti si rovescia addosso e quindi piove, alluvioni, orsi, cinghiali, frane e chi più ne ha chi ne metta. Quindi a me piace anche il discorso di Salvini che ne parla proprio, l'agricoltura è fondamentale, è importante, anche qua vuoto, si parla ben di altro. All'agricoltura c'è il ministro Patuanelli dei 5 Stelle, un ingegnere triestino, per carità, Trieste è famosa per gli enormi appezzamenti di terreno, sono sicuro che sì, nel Carso mi hanno detto che è tutta terra molto fertile, sì, le pietraie del Carso. Un saluto a Trieste che amo. La pesca, non si parla di pesca. Avevamo una delle più grandi flotte pescherecce del Mediterraneo, anche qua abbiamo un continuo fallimento di imprese perché l'Unione Europea apre al pesce birmano, il pesce della Cambogia, il pesce di qua, il pesce al mercurio del nord Europa. Nel frattempo i nostri pescatori vanno a pescare, vengono sequestrati o sparati dalla Guardia Costiera libica. Cosa faccia il nostro governo? Non si sa. E anche la pesca è fondamentale per il nostro paese, ma non solo a livello di posti di lavoro, proprio per approvvigionamento. L'Italia deve essere capace di autoalimentarsi, non dico da sola, però almeno in gran parte. È la stessa questione dei vaccini, perché altrimenti qualcun altro lo fa e ti impone il prezzo e ti impone le condizioni. L'artigianato. E qua non ne parliamo, perché abbiamo qua a fianco un signore che è stato artigiano per anni e anni, artigiano del commercio, ma tutti gli amici a casa che ci ascoltano, tantissimi artigiani, dal legno, dal vetro, eccellenze, le scarpe, i mobilifici, anche là un'ecatombe. E lo sarà anche peggio, per esempio al comitato. L'autonomia che si era detto, bisogna fare riforme, no, all'improvviso è sparita. Eppure è un paese che chiede autonomia, la Costituzione che prevede l'autonomia. Le riforme istituzionali, perché il paese non funziona, è ovvio, non si parla mai di questo. Le banche che non fanno credito, per cui anzi la commissione della Banca Centrale Europea sì, stamattina ho letto sul Messaggero che l'Italia è il paese dell'Europa occidentale dove si fa meno credito, addirittura pensate un po', se una banca fa credito alle famiglie, agli artigiani, sono titoli rischiosi, mentre per la Banca Centrale Europea se tu quei soldi te li giochi in borsa e li speculi, sono investimenti sicuri. È una cosa normale? Non lo so. Io stamattina sul Messaggero ho letto che invece il credito è aumentato e soprattutto al nord, perché come al solito il nord gode di vantaggi e il centro-sud no. Ma non lo so, poi Mimmo ci leggerà questa famosa pagina, perché guardate, pensate un po', oggi ho il Messaggero davanti e faccio auguri a tutte le Vincenze, perché oggi è San Vincenzo, pensate un po'. E poi la sovranità che ormai il nostro paese non ha più, si fa dettare l'agenda non solo dall'Unione Europea, ma addirittura da chiunque passi da là. Slovenia inclusa. Pensate un po' che in Slovenia, a proposito di agricoltura e artigianato e eccellenze italiane, il Parlamento sloveno ha approvato una legge per cui si può chiamare aceto balsamico qualsiasi aceto che abbia l'aggiunta di mosto. E tutto questo ora è al vaglio dell'Unione Europea, che deve decidere se è giusto premiare l'aceto balsamico italiano oppure concedere alla Slovenia di produrre
una specie di ciofeca chiamata aceto balsamico, perché con una legge dello Stato sloveno i sloveni hanno deciso di decidere anche in casa nostra e di fare un tarocco spacciandolo per aceto balsamico nostro. E poi era partito anche il discorso lì del Tokai, che ormai il Tokai non si può più chiamare così, ma bisogna chiamarlo vino friulano. Sì. No, nel frattempo però in Slovenia fanno il Tokai tranquillamente come se nulla fosse. Anche qua è da chiarire, perché la Slovenia può e noi no. Questa è sovranità. E sovranità vuol dire poter decidere quello che sei, quello che vuoi fare, ma anche quello che vuoi mangiare. Anche questo non esiste più. Questo mentre ieri l'Unione Europea era bloccata a celebrare la giornata della homo, trans, lesbo, animal fobia, perché ormai non so più come si dice. Poi abbiamo la Turchia, no? Tra i problemi, la Turchia che va a Libia, la Turchia che fa gli affari, la Turchia che ruba la scena all'Italia, la Turchia che governa nel Mediterraneo, la Turchia del dittatore Erdogan, così qualcuno a Palazzo Chigi dice, che pensato un po' viene eletto direttamente dal suo popolo, come in Italia, no? Il popolo turco può scegliere da chi farsi governare, a differenza nostra, perché che a me risulti, ma magari Mario Draghi è più informato del sottoscritto. In Turchia il presidente è eletto direttamente dal popolo, la gente decide chi li governa, come e per quanto tempo. Tutto questo a noi non è dato e nel frattempo questi sono i risultati. L'Italia affonda e si parla di DDL Zan, Ius Soli e eutanasia. Che facciamo? Ce lo pigliamo in quel posto. Sì, Mimmo è rimasto senza parole, anche lui. La situazione è molto triste, tuttavia qualcosa bisogna fare. Il 2023 è lungo, abbiamo capito benissimo che non si andrà a votare prima, il paese per 2 anni e mezzo sicuramente non può stare fermo e ci aspettiamo un moto d'orgoglio da chi è alternativo alla sinistra, quindi dal cosiddetto centrodestra, tanto più se al governo. Ci dispiace tirare le orecchie alla Lega in questo caso, noi non abbiamo mai avuto peli sulla lingua, quando abbiamo avuto da dire qualcosa l'abbiamo sempre detto. È bello risolvere i problemi come dice il ministro Giorgetti, però è anche bello avere le idee chiare e imporre un'agenda che il sottoscritto si è scritto qua in 4-5 cose, ma penso che la segreteria federale della Lega le cose da imporre, da dire, da fare ce ne ha e tante. Tuttavia così non si può andare avanti e la Lega rischia di pagare il prezzo più alto dell'inezia del non governo che attualmente governa il nostro paese. Tuttavia siamo in chiusura, ci dispiace finire con un finale così triste, c'è chi sta peggio di noi, c'è una guerra in corso a quanto pare in Medio Oriente, quindi facciamo un saluto e un abbraccio, ci troviamo martedì prossimo, sempre qua RPL Spazio PU alle ore 18:30. Grazie a tutti per l'ascolto, Palestina libera. Avete ascoltato Spazio PU.